Eccoci nuovamente qui alla trasmissione. Dovevo essere, scusa, perché adesso non sai più neanche dove sei, non ho capito io. Ho detto No, eccoci nuovamente qui alla trasmissione, ma vieni a contestarmi anche le parole adesso. Come? No, dico, non sei mica cambiata, è un mese che non si trasmette più e tu sei lì ancora a litigare con me, ma vai, ma io non litigo con nessuno, io constato, mio caro, constato che uno che risponde al telefono non sa neanche dire dov'è, è molto preoccupante, scusami, Ma io non so cosa dirti, cara, un corno. Salutiamo, non ti sembra così elementare Watson che ti saluta immediatamente. Buongiorno a tutti, buongiorno, ben ritrovati. Purtroppo Brivio non mi abbandona mai, vuole sempre venire, vuole sempre essere presente, la cosa mi disturba un po', ma d'altronde la trasmissione è un po' anche sua, pazienza. Sentite un po', è mia la trasmissione, comincia a litigare della preparazione, da stamattina alle 7 che stiamo provando queste cose qua, per poter dire al pubblico delle cose abbastanza simpatiche, e invece adesso si mette, ma vai, sei proprio un barlapeux, sei un barlapeux, sei una cianfrusaglia, sei. Una cianfrusaglia, ma dico, ma stai scherzando, ma come mi tratti, ma come ti permetti? Ma dico, stiamo dando i numeri qua. Vuoi che ti dica un'altra cosa? Amore mio, io sono la tua dolce metà. Amore mio. Che stupido che sei, perché non sei l'amore mio? Ma non sono l'amore tuo, io sono l'amore mio e basta. Andiamo. No, sei l'amore egoista, proprio egocentrico, egoista, tutto sei, Non ho capito, uno che ti dice vediamo un po', tu che sai il milanese, che cosa vuol dire berla? Avanti, sentiamo un po', tu che sai il milanese. Berla o sberla? No, berla, non sberla, berla. No, perché la sberla è quella che ti darò io quando lo smetterai di dire stupidaggini. No, è la figuraccia. Non lo so, berla, cosa vuol dire non lo so. È la figuraccia, la figura ridicola, del germanico Breitling, asticella, sbarra del tribunale, stretta parete dell'italiano berlina, quella è stata una berla, hai capito cosa vuol dire? Guarda, sai cosa sei? Sei un besace, Cosa un besace? No, besace con la B come Bologna, besace. Sono un peso. Sai cosa vuol dire? No, besace vuol dire cosa da poco. Viene dal vecchio croato bejash, che significava non nulla, cosa di nessun conto. Besascia, donna di nessun conto. Ragazzi, stai attento stamattina come parli, perché qui la situazione si sta facendo un po' pesante. Ma stiamo da un piccolo, ma come mi tratti? Ma cosa può pensare la gente? Dai, dimmi. Cosa può pensare? Cosa deve pensare? Che stai litigando con me. Io ti sto dicendo delle cose in milanese per insegnarti le parolacce o le parole normali del milanese. Ma sei tu che mi stai trattando come una pezza da piede, l'ultima ruota del carro. Milano. Niente, io volevo intanto salutiamo gli amici che ci stanno aspettando. Allora, a parte che tutti i radioascoltatori sono nostri amici, a parte questo fatto, ci sono degli amici che sono dei protagonisti perché fanno parte ormai della radio, anche loro, perché partecipano alla trasmissione, l'ascoltano, stanno lì a sentire, vogliono intervenire, vorrebbero perché adesso sono al mare e non riescono a seguire la trasmissione, non so se la prendono là. Non saprei.
Vabbè, io non so cosa dirti. Allora non salutarli, no? Non salutare Cesare, non salutare la Peri, non salutare la Gilda, non salutare Franco Fora e la moglie Arminia, Cesare Cavallero, dico, il campione di baseball. Ma non salutarli, vai, lascia perdere. Vai. Lascia perdere. Vabbè, dai, ma non hai qualcosa di interessante adesso da dire? Scusa, abbi pazienza, no? Tu che conduci la trasmissione, sei il conduttore, sei tu, allora di qualcosa di interessante, no? Per cui la gente possa dire, oh, guarda che bella trasmissione che fanno oggi. Invece tu no, sei lì così a dire delle banalità che proprio, guarda, non sono neanche alla tua altezza. Cosa stai facendo? Non sto facendo niente, non ti interessa, va bene quello che faccio, ecco. Hai capito che è Milano? Va bene, allora io, sai cosa ti dico? Che me ne infischio, allora dico io. E parlerò di una cosa molto profonda. Sì. Il tempo che ci ha stufati, perché non è possibile che al 5 di luglio si sia qui con insomma, non freddo per l'amor del cielo, non esageriamo, ma quel freschino che insomma non è assolutamente carattere con la stagione. Ma basta, questo ci può parlare. Come sta? Che bel tempo è, signorina? È come quando si fermano le persone per la strada. Te sei proprio una cinciapetta, sei una cinciapetta. Sai cosa vuol dire cinciapetta? Sai cosa vuol dire cinciapetta? Sì, più o meno lo so, però non saprei dirlo. Lo so. Pettegola, da cianciare, cianciona, cosa? Sì. Sono una pettegola. Sì, la pettegola, sei tutto. Ma dai, pettegola è una che sparlottola con tutti, di tutti, eccetera, eccetera. No, io non sono una pettegola, perché io non sono affatto, detesto il pettegolezzo. E quindi non c'entra proprio. Vabbè, allora lasciamo perdere. Io intanto. Questa volta hai cannato alla grande. Ma no, io non canno mai. Beh, va bene, dai, allora. Dai, mettiamo una bella canzone. Sì. Su, dai. Roberto regista, non Roberto Brigli. Mettiamo una bella canzone, su. Lavorava alla foto galvanica e suonava alla filodrammatica, tanto in della roggia bertonica non sapeva spiegare il perché. Uè, come non sapeva spiegare il perché? Per forza. Allora sera ed era giunta lì, che era passata la voglia dentro dormire. Vai, racconta che non capisco bene questo fatto qua. Si capisce? Non riesco a afferrare il concetto della storia. Chiarisco il contenuto pregnante. Vai. Dunque. Lei sta in giro fino alle ore piccole e cercava un posteggi di auto pubbliche. Poi ci ha detto a un taxista: è libero. Sì, vengo io a fare il taxista. E allora che vaga a dormire. A chi? A lui. A lui chi? A lui te. Perché? Per forza. Allora sera ed era giunta lì, che era passata la voglia dentro dormire. Non ho capito ancora bene, ma Cosa stai dicendo? Eusebio! Se capisci, no, è ermetico il ragazzo. Eusebio, Eusebio, sei ermetico. Mio capire. Provi anche il cappello. Ce la ripeto così magari. Capi proprio niente. Vai, cerca di essere conciso. Dunque, il concetto. Di Cavit, ripetimi pure la canzone. Il concetto è questo. Ecco. Lavorava alla foto galvanica e il
racconto sempre, cioè che la canzone che canto sempre quando racconto delle storie, quando voglio parlare del mio libro, del mio ultimo libro che è intitolato appunto Attenti al gufo. Io non so se i radioascoltatori l'hanno comprato, si sono corsi a comprare questo libro qua, ma sarebbe proprio l'idea di poterlo fare perché è il libro delle vostre vacanze estive, potete raccontare le storie che ci sono sopra, fare una bella figura in una serata di piacevoli incontri con gli amici, ci sono delle storie dentro meravigliose, e c'è anche quella che io racconto sempre quando vado lì, quando parlo degli ubriachi, quello che entra dentro nel negozio, dice, oste, dammi un litro di vino di quello di prima della guerra. Quale guerra? Quella del 15-18 o quella del 40-45? No, quella che combatteremo io e te quando ti renderai conto che non ho una lira per pagarti. Questo qui. Lei naturalmente entra dentro mentre io sto raccontando una storia delle mie. Quindi comprate questo libro perché è vostro, nel senso che ve lo potete fare voi, ve lo potete interpretare, mettere in scena anche addirittura, assieme all'altro che è il libro di parolacce. Ma il libro delle parolacce, le parolacce che dicevo io, non è che le tiro fuori da quel libro lì, anche se ce ne sono dentro parecchi. Ogni tanto mi capitano in mano degli elenchi, me ne mandano a casa cose nuove che magari non sono mai state dette, come il loader. Chi è il loader? Chi è il loader? È il birbante, il cattivo soggetto, che non è da radar, viene loader. E quindi non so. Pronto? Mi si sente bene? Io volevo sapere se qualcosa succede. Comunque, Roberto, dai pure il numero di telefono per se c'è qualcuno che vuole telefonare, intanto ci aggiustiamo con le apparecchiature. 02 6620 3529 per intervenire in diretta. E andrà via la comunicazione della regione, ti capisci? Non può parlare, è naturale. Ma chiamala sul suo apparecchio. La richiamo subito, il tempo veramente di comporre il numero telefonico. La richiamo subito, il tempo di comporre il numero telefonico. Sì. Allora puoi mettere anche, metti sull'altra canzone, tanto che così stiamo aspettando e quindi va bene. Pronto? Con il riflusso siamo tornati nel privato, il quotidiano in uno sfogo ai nevrosi.
Vabbè, in che occasione? L'abbiamo fatta perché era una canzone di protesta e tra le tante canzoni di protesta che facevamo questa era una canzone che a noi piaceva. No, ma l'avevate fatta per la fiera, mi pare. Era il remix di un'altra canzone per la fiera, o sbaglio? Ma no, assolutamente, non mi ricordo. Sbaglio. Non mi ricordo. Ecco, non ti ricordi, ma io mi ricordo e tu, vabbè, fa niente. Allora, cos'è che vuoi dire? Quale altra cosa hai in mente di dire? Sempre sulle parolacce milanesi? Ma no, figurati tu, io non voglio dire nessuna parolaccia milanese, non voglio dire niente, non voglio, proprio assolutamente. Allora, stai zitto che chiamiamo i nipotini, dai, stai zitto. I nipotini vengono chiamati, i nipotini si chiamano sempre durante una canzone per evitare di far perdere tempo alla gente. Invece facciamo dare a Roberto ancora il numero di telefono perché c'era qualcuno che ti aveva chiamato e voleva parlare assolutamente con te per dirti di smetterla di fare questa trasmissione perché non sei più gradita. E quindi io volevo... Ti ringrazio, sei molto gentile, devo dire. Va bene, ma guarda, sai cosa ti dico? Non mi farò più né insultare né trattare così da te e mi sa che accetterò l'invito. Mollo la palla se lo avanti così, ok? Bene. Così te la fai tutta da solo, sarà noiosissima, barbosissima, per come sei tu, che sei barboso, noioso, verrà fuori una roba che ne fanno fare 2 o 3 e poi ti dicono, caro signor Brivio, vada a casa perché si è stufato. Almeno faccio delle cose un po' culturali che al pubblico interesseranno senz'altro e non sempre figurati. Nati da niente proprio, da niente. La gente che impressione si fa? Stiamo litigando per niente. Su, andiamo, vai. Ma tanto lo sei tu che dici che stiamo litigando, io non sto affatto litigando. Sei come un scagnello. Considerato che secondo te non sono gradita, non ci vengo più. Ecco, allora te sei proprio un scagnello, hai capito? Ecco, vedi che torni sempre lì, vedi che torni sempre sulle parolacce milanesi. No, ma che è un complimento scagnello, guarda. È un complimento scagnello. Cosa vuol dire? È il seggiolino, il dischetto del ciabattino. Quella tua è proprio un scagnello, quella ragazza piccolina, tracagnotta. Adesso anche tracagnotta, un momento, finché mi dici che sono piccolina va bene, ma sul tracagnotto, insomma, potrei offendermi, lo sai? Dai, offenditi. Una volta tanto almeno sappiamo che cosa. Come sei gentile, Senti, io vorrei fare invece gli auguri perché si è sposata recentemente la figlia di una nostra carissima amica che è Eleonora Sacchi e stasera infatti darà ricevimento eccetera al quale parteciperemo e in più anche è l'anniversario del loro matrimonio, per cui volevo fare tanti cari auguri a loro. Bene, sono molto contento, bravo. Anch'io, la figlia si chiama Federica, come la nostra Federica, hai capito? Sì. Ecco. Abbiamo un'ascoltatrice in attesa. Sì. Pronto? Pronto, buone sciole delle mie vite. Io sono argentina, l'ascolto di una vita tutti e due, mi piace da morire, siete troppo simpatici. Anche ma io di lei. Anche se capisco che tutti non capiscono lo che dite voi, ma io sì. Allora, visto che io sono una leghista argentina, eccetera, eccetera, vorrei sapere, perché io sono un'argentina, abbiamo il calcio nel sangue. Attenti a voi due, voglio sapere se voi due perché si fate questa sera. Attenzione a lo che dite perché potete perdere una leghista dopo. Allora, ufficialmente cosa le dico? Argentina, naturalmente. No, la verità con il cuore, il bescio l'Argentina. No, guardi, io le dico la verità, sono molto sincera, molto sincera. Fuori l'Italia per me poi io dico sono tipo per la più brava, guardi. Per quella veramente, no, sinceramente, per quella veramente che gioca bene, che gioca meglio. Perché la mia
il mio cuore va all'Italia, questo sarebbe andato all'Italia. Purtroppo le cose non sono andate come ci si auspicava, però devo dire che stasera tifo per chi gioca veramente meglio. Ma che risposta, l'Argentina ma io gliel'ho detto che tifavo Argentina, ma lei mi ha detto mi dica sinceramente la verità, e allora dico la verità. A me fuori l'Italia, sinceramente, a parte qualche altra squadra che proprio non avrei desiderato che arrivasse, però scusi, lei una è andata fuori fortunatamente, quelle che non mi piacevano, che proprio meno male è andata. Adesso sono qui che tifo per andare fuori anche l'altra, dopodiché il resto veramente, come si può dire, vinca il migliore, no? Va bene, vinca il migliore. Lei continua a dire delle cose inconcludenti, inconsistenti, che la gente sa già. Invece tu parli come un libro stampato di badai. Ma la signora Argentina perché tiene? Sentiamo i nipotini, perché sono già le 10:25, sai? Sì, va bene. Okay. Pronto, Roberto regista, mi chiami i nipotini, grazie. Dovrebbero essere già con noi, anche se l'audio non è ottimale, però proviamo a vedere se riusciamo a sentirci. Proviamo, c'è almeno un salutino, dai. Pronto? Pronto? No, nonna. Buongiorno, come stai, amore? Bene. Bene? Sì. Allora, ci vediamo dopo o no? Perché dopo? Non lo so, a mezzogiorno, quello che è, non lo so. Come si dice? È tutto tranquillo? Tutto, sei contento? Sei sereno che c'è un po' di sole? Sì. Sì, sento l'entusiasmo proprio. Senti, mi passi anche Angelica, amore mio? Ciao. Ciao, amore. Ciao. Pronto? Ciao, nonna. Buongiorno, Topolina, come stai? Bene. Bene. Cosa fai di bello oggi? Non lo so. Ah, non lo sai. Però non posso andare a Sari. Ah no, che peccato. Beh, ma ci andrai presto. Dobbiamo fare una cosa alla macchina. Ah, ecco, perché c'è la macchina che non va tanto bene. Oh, santo cielo, che peccato. Vabbè, dai, ci andremo insieme tutti, va? Ci andremo un giorno. Ma sicuramente, Topolina. Senti, ti do un bel bacione. Ciao, amore mio. Ciao. Ciao, amore, buona giornata. Ciao, tesoro. Pronto? Come vedi, io ti lascio parlare con i bambini, anche se mi frustro perché volevo parlare io. Io avrei saputo tirar fuori degli argomenti per loro che tu non sei stata capace di fare, okay. Ma comunque non ha importanza. Ti lascio perché vedo che c'è questa commistione tra voi, hai capito? Ecco. Ma il feeling è maggiore con le nonne che con i nonni, forse. No. Non è vero. Dai, ma scherzavo, ma Francesco scherza, Gregorio scherza, no? Sì. Ma signor, non è più neanche spiritoso, signori, cosa devo fare? Ma lasciatelo a casa, deve riposare quest'uomo, deve riposare. Lo so che io sono un ciulandario ormai, un sempliciotto. Un che cosa? Un ciulandario. Il ciulandari? Oh, signore. Stupidone, incapace, cosa avevi pensato? No, dico, cosa avevi pensato? Perché ci avrete non avevo pensato in quel senso lì, no. È da ciula, proprio un pistola. Allora, tu stai a guardare questa sera l'Argentina non so con chi gioca. Io questa sera farò altro, va bene, speravo che niente.
Stasera invece poi non riesco a vederla perché quando ci si trova siamo con una alla festa. carampana è molto difficile poi. Carampana chi, scusa? No, io stavo dicendo mica te, per carità. No, dico, adesso se passiamo alle contumelie, lì come no, ma no, assolutamente, carampana no. Carampana vuol dire donna vecchia e grinzosa che cerca con il trucco di parere più giovane, ecco. Che stupido che sei, l'etimologia è duplice, cioè infatti ti dice che farò finta di non aver sentito, va bene? No, ti dico che c'è chi dice che il nome venga dalla famiglia veneta dei Carampani, che nel 1309 lasciò le sue case come rifugio alle vecchie di Venezia. Altri dice, forse con maggiore attendibilità, che Carampana viene dal germanico carampo, vecchio, decadente, befana. Basterebbe dire Roberto Brivio, è la stessa roba, no? Vecchio, decadente. Io non ho detto Carampano, ho detto Carampana, non esiste il Carampano. Tu sei un carampano allora, va bene? Sì. La trasmissione è finita, la vuoi capire sì o no? No, non sento la sigla come sì, ha già detto a me che metteva la sigla in sottofondo, caro mio. Okay. Quindi la trasmissione è finita. Ok. Neanche cominciare. Niente, caro Brivio, come al solito mi hai stufato. Tutte le mattine del sabato mattina mi dai una solfa che non finisce più, ma insomma adesso ti saluto. Mi hai offeso in tutte le maniere stamattina, l'ultima poi Carampana è stata il massimo e quindi cosa vuoi che ti dica? Ma va via allora, vi saluto tutti, a sabato prossimo, un grosso bacione da Grazia Maria Raimondini. Grazie Roberto, regista naturalmente, e adesso cedo la parola per l'ultimo saluto, se no gli tappo la bocca di 30 secondi, a Roberto Brivio. Grazie. Non dire camminare avanti e indietro, stai là in tuo posto che non ci capisce niente. Allora andiamo, vai. Questa trasmissione non è stata una trasmissione, è stata un visabosa, un arruffo, un caos. Bisabosa viene da bisa, che è la colla degli imbianchini, e bosa che significa il ribollio della pasta del formaggio quando è messo al fuoco nel fondere. È stato un visabosa. Ciao, arrivederci. Avete ascoltato Giù col morale. Ehi,